Matto scacchisti, buongiorno, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi voglio provare a portarti con me in questa domenica, il video verrà caricato il giorno dopo, però oggi è domenica e mentre magari le persone vanno in giro, vanno al lago, vanno al mare, vanno a farsi una bella passeggiata, gli scacchisti nella gran parte dei casi hanno dei tornei. Ed è il mio caso che oggi gioco insieme al mio circolo in un torneo a squadra. Nei tornei a squadra generalmente qui in Italia sono un 4 contro 4 e vediamo un po' come andrà a finire. Ovviamente adesso manca una mezz'oretta, dopodiché dovrò iniziare ad andare. Sto cercando di ripassare su scacchiera fisica più cose possibili. Ovviamente è bene avere il proprio repertorio d'aperture, robe varie, ma su scacchiera fisica è sempre la cosa migliore perché alleni la visione 3D e poi nei tornei dal vivo ovviamente giochi su scacchiere dal vivo. Questa è una scacchiera di Matto Scacco, metto il link se vuoi dargli un'occhiata più nella precisione e niente, quindi finisco un pochettino di ripassare un po' di cose, poi credo che farò qualche esercizio di tattica e poi si parte. Si esce di casa, si va ragazzi. Tra l'altro, nonostante novembre, oggi c'è una temperatura spettacolare e quindi niente giubbotto. Bene, sono partito da un minuto, ho mezz'oretta di tragitto circa e siamo in pieno orario, inizia alle 2:30, sono le 2 meno qualcosa, quindi non dovrebbero esserci sorprese. Google Maps sempre con noi, senza di lui non so come si farebbe e quindi ci aggiorniamo dopo. Ragazzi, sono appena tornato a casa, purtroppo una volta arrivato lì mancavano 4 minuti all'inizio della partita, quindi sono andato di corsa in bagno, sono entrato subito, mi sono messo i tappi per le orecchie, quindi non ho fatto in tempo a registrare nulla. Alla fine ho vinto immeritatamente e adesso ceno e poi stasera o domani mattina presto farò il commento della partita. Non che ci sia qualcosa da imparare, ma solo per condividerla perché è stata veramente, veramente brutta. Eccoci ragazzi, alla fine sto commentando stamattina, ieri non ce l'ho fatta, ero stanchissimo, poi sono notti in cui sto dormendo poco, causa cane del vicino, alle 4, 4 e mezza, 5, inizia a abbaiare, ah che bello, che bello. Comunque, veniamo a noi, parliamo di cose più belle che sono gli scacchi. Allora, come dicevo, è stata una vittoria immeritata e fra poco scopriremo il perché, ma intanto fortunatamente mi ritrovo a giocare coi bianchi, mi piace sempre giocare con una mossa in più e qui mi aspettavo una Nizzo indiana o una Est indiana, ma in realtà C5. Devo dirti che ai miei livelli, gli avversari che incontro ai miei livelli, su 10 partite in cui apri con D4 e D5, 7 ti giocano la Benoni che si può trasformare in un gambetto benco. Queste sono le statistiche che io noto su di me, nonostante ad alti livelli queste difese non si vedono mai, perché già dopo qualche mossa il bianco riesce ad andare in vantaggio di più 0,90, più 1, però devo dire che i nostri livelli sono fastidiosi. B5, proprio tipico del gambetto benco, l'idea è quella di sacrificare un pedone per indebolire questo, ma soprattutto sacrificarne un altro per iniziare subito a sviluppare i pezzi nell'ala di donna, rompere le scatole e portare subito un forte attacco sull'ala di donna. Decido di non accettare il secondo pedone gratis, ma di giocare questa variante un po' più posizionale, che è anche una delle preferite del motore. La spinta del pedone in B6, è vero che questo pedone qui verrà presto catturato o adesso nelle mosse successive, ma l'idea è non aprirgli la colonna A, perché il giocatore del benco vuole giocare con la colonna A aperta, quindi nel momento in cui tu spingi il pedone, la colonna A rimane chiusa. Anche qui il mio avversario l'ho visto che su questa mossa è stato un po' quasi in difficoltà, in realtà suppongo l'abbia vista un sacco di volte, quindi sapeva come giocare, però probabilmente la maggior parte degli avversari gli catturavano il pedone. Siamo comunque in una situazione di parità di materiale e adesso si continua lo sviluppo. Cavallo C3, come imposterà i propri pezzi il nero, giocherà D6, svilupperà l'alfiere, giocherà G6, svilupperà l'altro alfiere. Infatti così è andata la partita. E4 per supportare il pedone centrale e creare uno scudo contro questo alfiere. Attenzione che F3 è molto pericolosa perché avendo la regina qui
si potrebbe indebolire troppo questa colonna scura. G6, cavallo F3, fin qui tutti sviluppi assolutamente normali sia da parte del bianco che del nero. Alfiere in E2, alfiere 2 ti potrà sembrare una posizione un po' passiva, ho visto in questa variante gente che lo mette in D3, gente che lo mette in C4, però analizzando, siccome è una variante che ho studiato parecchio, ho visto che 2 è la posizione migliore perché prima o poi il nero potrà trovare il modo o di scacciarti l'alfiere da C4 o se in D3 magari di creare qualche tatticismo con C4, quindi E2 alla fine è la preferita dal motore, alfiere G7, arrocco corto e ora siamo in un momento della partita dove bene o male devi capire un po' cosa fare. Ero tentato dal giocare torre B1, in altre partite l'ho giocata, però a sto giro ho detto proviamo qualcosa un po' di diverso. Giochiamo cavallo D2, l'idea è quello di riposizionare il cavallo in C4, attaccare la donna e un pochettino chiuderla, no, sulla colonna B, perché insomma quei due cavalli fanno il loro lavoro. Alfiere B7 questa mossa non mi ha convinto al 100%, perché l'idea appunto nella Benoni, Benco così è di attaccare lungo le colonne B e le colonne A. Nel momento in cui metti l'alfiere B7 o riesci a giocare 6 smantellandomi il centro e allora siamo d'accordo, oppure trovo che questo alfiere possa essere in intralcio. Arriva a cavallo C4 e adesso la regina si potrebbe andare in A3, ma io potrei tranquillamente scacciarla e potrebbe rimanere intrappolata, quindi motivo per cui il mio avversario gioca donna in C7. Bene, ora uno dei miei piani che voglio fare sicuramente è la rottura verso il centro, quindi prima di giocare subito una cosa di questo tipo gioco alfiere F4, anche in questo caso la prima del motore, l'idea è giocare alfiere G3 e poi F4 e 5, dopodiché ci sarà il supporto anche del mio alfiere, che tra l'altro guarda a raggi X la donna del mio avversario. Cavallo B6, il mio avversario propone un cambio di pezzi e attenzione allo scambio. Noi siamo abituati a pensare che un cavallo valga 3 punti e quindi se io gli cambio il suo cavallo 3 punti per 3 punti va bene. No, in realtà il giocatore che ha vantaggio di spazio e ha la possibilità di giocare per un potenziale vantaggio dovrebbe sempre cercare di rifiutare i cambi. Questo l'ho spiegato molto bene all'interno dell'Accademia, c'è una lezione molto lunga sui cambi e in questo caso non bisogna cambiare. In passato io cambiavo così i pezzi, ah sì, cavallo per cavallo siamo pari. No, perché un cavallo non vale mai quanto un cavallo. Tra l'altro siamo nel periodo del Black Friday, ragazzi, Black Friday, e tutti i corsi sull'Accademia sono in sconto al 30%. Lascio il commento qui sotto col link così potete vedere un po' che cosa abbiamo da offrire. Ad ogni modo, quindi decido di non dare questo cavallo ma di giocare alfiere in E3. Torre in F va in B8, però come dicevamo c'è una pressione sul punto B2 tipico di questi sistemi. Il pedone B2 attualmente è indifeso, però prima di giocare mosse non so come torre B1, donna D2 o donna C2 decido di essere coerente col mio piano G3 e fare una cosa di questo tipo. Prima di fare una cosa di questo tipo probabilmente giocherò re H1 proprio perché, come dicevo prima, questa diagonale che sto evidenziando in rosso sarà molto debole per il bianco. Cavallo in B va in D7, cavallo forse cerca di dare spazio a questa torre e adesso torre B1. Ho una voglia matta di fare questo piano ma non c'è fretta, nel senso devo cercare di togliere tutto il controgioco possibile al mio avversario. Alfiere C8 e infatti questa torre finalmente riesce a respirare, ma questo è costato 2 tempi al mio avversario. Re H1 consigliata dal motore per fortuna e arriva a torre B4 e qui inizia a esserci un primo attacco da parte del mio avversario e qui devo capire un pochettino come difendermi. Se gioco F3 potrei farla, ma poi non posso più giocare il mio piano F4. Ho pensato in partita anche a mosse come cavallo C4 che bloccano l'attacco. Ne ho pensate tutte, alla fine gioco donna C2 con l'idea di portare un altro difensore qui, di mettere in collegamento le torri e difendere questo punto. E per fortuna, analizzandola col motore, anche il motore avrebbe giocato questa mossa. Torre a B8 adesso aumenta la pressione lungo questo punto e qui scelta importante, come fermare questa pressione. Ci sono diversi modi,
il modo corretto era spingere B3, ma non ho giocato questa mossa. L'ho vista, l'ho pensata in partita per supportare anche un cavallo in C4. Tanto è vero che ho aperto questa diagonale dell'alfiere, ma non c'è nulla su quella diagonale. Quindi questa mossa l'avevo vista, ma non l'ho ritenuta migliore. Ho giocato a 3, che è un po' un'imprecisione. Perché? Lascia il buco su B3, che ovviamente avevo visto. L'idea è che se il mio avversario in partita gioca questa mossa, l'idea è che il mio avversario fosse andato qui, avrei potuto giocare alfiere C4 e quella casa non sarebbe stata più un problema. Ho visto anche la possibilità per lui di insinuarsi in D4, ma la vedo molto nebulosa, non so, in futuro veramente gioco F4, alfiere F2, la torre potrebbe rimanere quasi schiacciata, no? Potrebbe rimanere intrappolata lì, quindi giustamente anche il mio avversario non se la sente andare in D4 e gioca donna ritirata di torre in B6. Cavallo C4, ora attacco questa torre, difendo ulteriormente questo pedone. Scusa, no, che cacchio dico? Scusa, non è vero, non è andata così. Non è andata così. Gioco F4 per fare il mio piano. Donna B7, adesso cavallo C4. E ora torre in B3. Qui sento di avere la partita in pugno. Ovviamente questa è molto bella, ma non si può fare. E adesso ti spiego anche il perché. Avevo sentito di avere la partita in pugno, dovevo solo trovare la mossa giusta. È presente quando trovi la mossa giusta? Qui avrò riflettuto, penso, 20-25 minuti su questa mossa per poi fare la mossa peggiore che io potessi fare, cioè la mossa peggiore in questa potenzialmente, guarda, era meglio questa, perché intanto diciamo perché questa mossa non si può fare, perché è vero che attacco la donna e la torre contemporaneamente, ma lui avrebbe potuto catturare in B2 e qui non so, se facciamo il cambio di donne, tac tac, tocca al bianco, tocca al bianco, tocca al bianco. Intanto ho due cavalli sotto. Ho due cavalli sotto, ne posso salvare uno, mi cade l'altro. Qui era disastro. E altre continuazioni di questo tipo non sarebbero state buone a niente, perché comunque il mio avversario se la sarebbe cavata con buonissimo gioco. Quindi questa ovviamente non si poteva fare. Le ho pensate di tutte. Perché qui c'è anche un trucchettino, se vogliamo, c'è il trucchettino di sacrificio di torre su C3. Se gioco donna di 1, che è la mossa che probabilmente avrei voluto giocare in partita, comunque seguiva questa, però dai miei calcoli non era troppo impattante, anche se il motore non mi dà troppa ragione, perché è vero che adesso ho la qualità, ma è anche vero che dopo questa la situazione inizia a essere interessante per il nero, con buona attività. Se ora si riesce a liberare anche l'alfiere, secondo me sono guai amari. Fatto sta che ragiona e hai presente quando ragioni così tanto che a un certo punto dici no, beh, questa alla fine non si può fare, questa non si può fare, quell'altra è di qui, quell'altra è di qui. Alla fine giochi una mossa del Kaiser che hai considerato solo gli ultimi 30 secondi, ma non l'hai considerata bene. Guarda un po' che cosa ho giocato. Cavallo di 2. Ora, nei miei pensieri, in quei 20-25 minuti, quante volte ho detto, allora Christian, finché c'è il cavallo che tiene B2, in realtà tu te ne potresti andare anche con la torre. Sì, tutto vero questo. Il problema è che se togli il cavallo da lì, qui c'hai un triplo attacco. Quindi, quando ho fatto questa mossa, dentro mi ho detto, ma che cacchio faccio? L'ho vista subito. Che cos'è che avevo calcolato? Avevo calcolato che su cavallo di 2, ovviamente qui non può andare la torre, qui non può andare la torre, torre B6 unica, cavallo A4 perde la torre non ha più vie di fuga. Questo era stato il mio calcolo. Ovviamente peccato che la torre può andare a catturare B2, ho detto porca vacca, adesso questo mo cattura su B2, la partita si ribalta. Sono stato bravo a non fare smorfie, perché spesso quando uno fa una roba così fa porca va, inizia a fare robe così, mai farle ragazzi. Giocare a scacchi è come una partita di poker e devo dire che è servito, perché quando meno me l'aspettavo, tra l'altro c'era il presidente del mio circolo che mi guardava così del tipo che cacchio hai combinato, perché era un torneo a squadre. Il mio avversario gioca la sorprendente donna 8. Guardo la scacchiera, la riguardo, anche qui 5 minuti prima di fare la semplice mossa a cavallo per, però sai,
Non si sa mai cosa c'è dietro le mosse e gioco cavallo per B3, torre gratis. Ovviamente anche il mio avversario ha avuto uno svarione. Il mio svarione era importante, questo svarione è ancora più importante. Questo denota come gli scacchi siano fatti da persone umane. Ovviamente a livello di professionismo queste cose né la mia svista né quella del mio avversario sarebbero mai accadute in partita. E il mio avversario, anche lui, bravo a non fare smorfie, fa finta di nulla, come se facesse parte tutto dei piani e continua con cavallo B6. Ora, in realtà, ho un attore secca in più, quindi si tratta solo di gestire bene il vantaggio e la partita finisce. Non voglio tediarti facendotela vedere tutta, se vuoi la vediamo ma molto velocemente, giusto per vedere poi come va a finire. Quindi cerco di migliorare i miei pezzi, cerco di risolvere tutte le piccole minacce del mio avversario, voglio cambiare i pezzi perché sono in vantaggio di una torre, ho tutta l'intenzione di cambiare i pezzi. Qui gioco alfiere F3 per supportare questo pedone dopo la spinta e attaccare a raggi X la donna dell'avversario, toglie la donna. Adesso gioco B4 per rendere tutti i miei pezzi attivi. Qui era difficile trovare mosse sbagliate per me perché era veramente un gioco semplice dopo il suo errore, questa svista che purtroppo le sviste capitano. Qui prendo il controllo della colonna e finalmente alla 35esima mossa riesco a fare questa spinta. Riesco a fare questa spinta con l'idea che ora è molto buona. Spingo fino in E6, ora attacco sia il cavallo che il pedone, toglie il cavallo, cattura su F7 con scacco, re F7 scacco, torre B8 e l'idea è molto semplice. L'idea è iniziare a fare pressione su questo cavallo, ma soprattutto togliere la possibilità alla regina di attaccare questo punto. Quindi con torre B8 la regina non ha più modo di attaccare il pedone in E5, la regina si sposta tenendo un occhio anche sul cavallo e adesso qui gioco donna E2. L'idea è di entrare sul punto debole in E6 o minacciare scacchi di scoperta. H4 e ok, c'era questo scacco di scoperta che però non funziona perché su questo la regina torna indietro e ho regalato un pezzo e quindi gioco cavallo E5, scacco di scoperta e ovviamente la partita finisce. Il mio avversario vede tranquillamente queste cose e voglio scagliare una lancia a suo favore, solo che quando hai fatto una cazzata prima, quando sei giù di morale, a un certo punto l'ho visto che proprio c'aveva le mani davanti alla faccia come per dire che cacchio ho combinato, poi tra l'altro qui non aveva nulla da perdere, quindi muoveva anche velocemente e quindi ha lasciato andare via la partita. Sono cose che capitano, meglio se non capitano, però dai, è andata bene. Grazie a questa vittoria col mio circolo siamo riusciti a battere gli avversari, che comunque erano molto bravi. E dai, è stato una bella partita, no? È stata una bella avventura. E fatemi sapere qui sotto con un commento che cosa ne pensate. Se vi piacciono questi tipi di robe dove vi porto con me nei tornei, queste avventure, lo farò più spesso, più volentieri. Bene, un saluto a tutti, ciao!